complimento con il relatore precedente, perché in modo un po' più ampio, perché ha avuto a disposizione degli strumenti diversi, è riuscito a dare corpo a quelle che sono state alla fin fine le osservazioni che, per quanto riguarda il distretto e il comune di Chioggia, sono state portate in audizione, perché la tabella riassume, che ho depositato, riassume, e che ho espresso, poi ho cercato di esprimere anche in un'interrogazione del Consiglio Comunale, riassume esattamente quello che è stato detto. Questo è un piano che ricalca pedissequamente il piano precedente, non dà certezze sulle risorse. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità e gli hospice, siamo fermi tanto quanto alla promessa che avevamo nel 2014, quando non siamo stati in grado qui di attivare nemmeno 5 posti di hospice, e quando dovevano attivarli ce li proponevano in ambito ospedaliero. Al di là di questo è da condividere tutto, quello che lei ha detto lo condivido al 100%, perché con la carenza, tra l'altro, come diceva il sindaco, allora la Regione si dota di strumenti sofisticati per elaborare tutto. Noi sulla base di questi strumenti sofisticati non possiamo elaborare niente, perché non sono a nostra disposizione, non abbiamo un cruscotto che ci dia la realtà e gli effetti poi delle riforme che ci vengono proposte. Per cui d'accordo che gli ospedali di hub e di spoke ormai c'erano e continueranno ad esserci, perché così è. Si aggiunge poi appunto la problematica relativa a come comunicano tra di loro gli hub e gli spoke, perché se noi abbiamo una Romea che praticamente è ferma agli anni 60 o 50 quando l'hanno fatta, è chiaro che poi questi spostamenti, mancando metropolitane di superficie, mancando collegamenti viari veloci e sicuri, specie poi per andare all'Angelo, uno ci va solo se ha la macchina. Se piglia 2 pullman o 3 pullman per andarci, credo che sia impercorribile, insomma. A questo poi si aggiunge tra l'altro comunque l'ospedale hub al momento non è comunque in grado di sostenere, proprio per numero di posti letto, quindi comunque Sì, quello poi sarà pronto quando vedremo le schede, vedremo a che punto e come si concretizzerà l'hub. E poi il discorso che riguarda principalmente i comuni, la insostenibilità del costo delle impegnative sanitarie che sono fermi agli anni di cui parlava il relatore e che vanno dall'altra parte a vedere aumentare le rette comunque per quanto riguarda la quota alberghiera, che le famiglie non sostengono più. Pagliativi sono poi gli incentivi dati a chi cura l'anziano a casa da parte della famiglia, se ne prende carico, perché comunque evita un ricovero, un costo che sarebbe comunque maggiore. Per cui aspettiamo le schede, aspettiamo l'attuazione del piano sanitario, perché è stato attuato solo per quanto riguarda il decentramento dei posti letto ospedalieri, i cui requisiti, a mio avviso, riferendomi alla legge del 75, dovrebbero essere quelli per ogni presidio ospedaliero. Io non posso pensare che gli standard di 3 ospedali messi assieme possano definirmi la qualità funzionale prevista dalla legge del tra virgolette ospedale.